Appuntamenti di mercoledì 3 settembre, terzo giorno per la Portofino Summer School of Philosophy, 5 giornate di conferenze, seminari e escursioni guidate sui passi di Nietzsche. Dalle 9 al convento dei frati Cappuccini di Sesti Levante la giornata degli studenti con la presentazione dei papers, al pomeriggio seminario sempre con gli studenti e la valutazione dei professori. A Palazzo Fascia di Sesti Levante c'è la mostra La donna e l'isola di Gloria Fava, si può vedere dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. In municipio, sempre a Sesti Levante, è aperta la mostra a cura dello scultore Leonardo Lustig, orario di apertura tutti i giorni dalle 10 alle 22. La campagna estiva Aprica Biorepac per educare alla bioplastica fa tappa a Santa Margherita Ligure dalle 17 alle 20:30 e ai Giardini Amari si terranno eventi divulgativi gratuiti, tra cui video immersivi e laboratori per bambini condotti da un biologo marino dell'associazione Verde Acqua. La Croce Rossa di Cogorno organizza le serate aspettando i perdoni e perdonetti nella sede del comitato. Dalle 19 l'apertura dei stand gastronomici, a seguire ballo con l'orchestra Veronica Cuneo. Cena sotto le stelle per sostenere la Croce Verde di Chiavari, organizzata insieme al gruppo Pino Solari e Ommi Ruinà, alle 20 nel campo di Casa Caritas a Chiavari, necessario prenotare al 334 546 2767. Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'Eudo Nuovo Aiuto di Dio e del ciclo I mercoledì del Musel, alle ore 21 sulla terrazza dei Bagni Liguria di Sesti Levante, Mario Dentone e Massimo Bacigalupo parlano di Moby Dick di Herman Melville. Nuovo appuntamento con il cinema all'aperto della rassegna Circuito sul mare. Alle 21:30 nei giardini di Via del Tritone a Genova, a Sturla si terrà la proiezione del film Enzo di Laurent Cantet.